Questo è il torneo dei candidati 2021. Il vincitore di questo piccolo grande torneo andrà a sfidare il campione Magnus Carlsen, contendendosi il titolo. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi questo pomeriggio e presentarvi la partita del giorno del secondo turno della seconda parte dei candidati del 2020-2021, che in realtà sarebbe il nono turno. Allora, la partita del giorno sarà la partita che non ho scelto io, ma che avete votato voi nella community di Mattoscacco, la partita di Alexenko contro Caruana, e ne approfitto per raccomandare nei vostri commenti o sempre nella community di scegliere quale sarà la partita del giorno che vorrete sia commentata domani. Vediamo la partita tra questi due grandissimi giocatori, in cui Alexenko è un giocatore, cioè pur essendo un fortissimo giocatore, è meno esperto rispetto agli altri giocatori, rispetto a Caruana, che ha già, è stato l'ultimo sfidante per il titolo mondiale, è stato colui che ha vinto il torneo dei candidati per l'ultima volta, che è uno tra i capoclassifica. E in ogni caso Caruana se la doveva vedere da nero contro questo fortissimo giocatore ben preparato. Non è mai facile avere in nero questi livelli. Il bianco gioca ai 4, il nero gioca ai 5, una delle aperture più affidabili a questi livelli, anche per giocare solido. Anche perché non è che chi è il nero vuole per forza cercare di fare patta nell'elite, un risultato che non viene mal visto, ma vuole cercare di evitare preparazioni, giocare qualcosa di solido dove poi possa giocare e far valere la sua superiorità. Una superiorità sulla carta che poi si traduce in una superiorità statistica quando si gioca. La partita, l'apertura che viene scelta è un'apertura italiana che viene decisa dopo Alfiere C4, che è una delle aperture, nonostante la spagnola Alfiere B5 sia più giocata, l'apertura italiana è una delle aperture più popolari, soprattutto ad alto livello. Ne era giocato cavallo F6 e qua il bianco sceglie Alexenko, sceglie di giocare D3. L'altra variante è cavallo G5 che porta all'attacco fegatello, e dopo c'è un attacco diretto contro F7. Per questo molti ritengono che sia più prudente giocare alfiere C5 per mantenere ancora per un colpo la casella in G5 sotto attacco, in modo che cavallo G5 ora non è ridicola, perché si può semplicemente arroccare difendendo F7, perché i due pezzi, in caso di cavallo per F7, i due pezzi minori sono nettamente più forti della torre in questo medio gioco. Ma Caruana ha probabilmente permesso cavallo F6 perché su cavallo G5 avrà saputo più della teoria possibile e immaginabile. Dopo D5 e per D5, una piccola raccomandazione è, se vi capita in qualche partita, non giocate cavallo per D5, perché tra le varie mosse, tra cui D4, c'è l'attacco fegatello, che è cavallo per F7, che porta a complicazioni molto divertenti per il bianco. E questo è un piccolo trucchetto che si conosce già addirittura da centinaia di anni, è proprio un trucco storico che si conosce da moltissimo. Quindi nel caso qualcuno cerchi di giocare questo attacco, se il nero gioca cavallo F6, raccomando di giocare la linea principale con cavallo A5, che spesso dopo moltissime complicazioni porta a un sacrificio di pedoni. Chissà quante ne sapeva Caruana, probabilmente più della teoria esistente. Ma ok, cavallo G5, e comunque in ogni caso, soprattutto se diciamo, se stavo dicendo il lettore, in realtà per un video non si dice il lettore, soprattutto se diciamo l'ascoltatore ha le prime armi, raccomando di giocare alfiere C5, che poi dovrebbe essere una trasposizione. Certo, un giocatore come Caruana può scegliere il percorso più difficile per entrambi. Il bianco gioca D3, il nero gioca alfiere C5. Ecco, a questo punto una delle mosse normali è arroccare, ma il bianco gioca la linea principale che è C3. Allora,
Probabilmente, soprattutto magari che è un po' agli inizi, e si potrebbe chiedere perché una mossa come C3 che non è una mossa di sviluppo e non cavallo C3, che è una mossa naturale, soprattutto, diciamo, soprattutto anche quando ero bambino, tutti quando sono bambini giocano così che si coppiano, non so, H3 per evitare l'inchiodatura, H6, arrocco, alfiere 3, alfiere B6, poi il nero gioca alfiere 6, insomma molte partite sono così, però soprattutto a livello più alto, soprattutto ai massimi livelli, quel re più il bianco vuole sbilanciare, vuole giocare per il vantaggio, c'è sempre un trade-off tra centro e sviluppo, e il bianco rinuncia un po' allo sviluppo per minacciare in alcuni casi di occupare il centro, in altri casi di espandersi nell'ala di donna attaccando l'alfiere che si ritira in B6 con B4 a 4. E a questo punto Caruana gioca H6, non è una mossa di sviluppo, ma previene non tanto cavallo G5 quanto alfiere G5, quindi è non male, una consolazione, perché a volte anche a me fa paura questa mossa. Quindi va bene, se lo fa Caruana si può perdere un tempo per evitare questa inchiodatura. Il bianco gioca a Rocco, Caruana gioca D6, il bianco gioca torre E1, perché la torre in E1? Perché la torre supporta il pedone centrale anche in previsione di una D4, in cui il pedone in E4 potrebbe rimanere indifeso. Il nero arrocca e il bianco gioca H3. Perché il bianco gioca H3? Il bianco gioca H3 perché anche lui vuole evitare in alcuni casi più rari cavallo G4, ma soprattutto la mossa alfiere G4. Quindi queste due mosse H3 e H6, a parte che fanno un buco, danno una casella per il re che può evitare, no, non dico adesso, ma anche tra decine di mosse, un matto del corridoio, ovvero un matto in prima traversa, impediscono che l'alfiere arrivi in G4 inchiodando i cavalli. A questo punto, di solito, in questa posizione le mosse più giocate sono A6 o A5 addirittura per iniziare a prendere un po' di spazio nell'ala di donna. Caruana gioca una mossa poco giocata che è alfiere B6. Il bianco gioca cavallo D2 e Caruana inizia un piano tipico che è cavallo E7. Qual è l'idea di cavallo E7? Un'idea di cavallo E7 è che si possono manovrare i cavalli per portarli magari sull'ala di re e magari il nero potrebbe provare a fare la stessa cosa del bianco, cioè espandersi al centro con C6 D5. A questo punto il bianco, se il bianco gioca normale, per esempio se il bianco gioca cavallo F1, il nero potrebbe continuare con i suoi piani magari C6 o cavallo G6, e il bianco qua giocò D4 finalmente, occupando il centro. E a questo punto, se non sapessimo che nero è Caruana, magari ci sorprenderemmo, perché qua Caruana gioca cavallo C6. Perché cavallo C6? Che sembra paradossale andare in E7 e poi tornare in C6. È forse impazzito? No, di fatto Caruana dice di non aver analizzato molto. Caruana ci racconta di non aver analizzato molto D4. Infatti mi stavo dimenticando di dirvi che oltre ad aver ricontrollato queste partite con i più forti computer, per non dirvi delle sciocchezze, perché quello che uno dice deve essere, quando commenta delle partite, deve essere sempre ricontrollato, più che ricercare la verità della posizione, ho cercato anche, come vedremo, di umanizzare i giocatori, di umanizzare questi mostri, nel senso buono ovviamente, mostri perché sono tremendamente forti. Ho cercato di far vedere, cercherò poi di mettere in luce il loro lato umano, le loro incertezze durante le partite, anche i loro dubbi. Come poi vedremo. E qua Caruana dice che non aveva approfondito molto di 4 e si ricordava, secondo i computer, che cavallo C6 non era male. Qual è l'idea di cavallo C6? L'idea di cavallo C6 è tornare a fare pressione contro D4. Ora c'è una certa pressione contro D4. E se il bianco gioca di per E5, bah, ci saranno dei cambi che porteranno a una parità centrale. In caso di D5, attaccando di nuovo il cavallo, questo pedone si è spinto troppo. Perché? Perché a questo punto l'alfiere del bianco è chiuso dal proprio stesso pedone, l'alfiere del nero è aperto, la struttura del bianco diventa rigida e il nero può giocare cavallo E7 e a questo punto con questa struttura chiusa siamo in un gioco di catene di pedoni bloccate, dove qui un trucco per sapere dove si vuole attaccare è guardare la freccia
ovvero la direzione della freccia data dai pedoni doppi e dai pedoni bloccati. Questa è una catena bloccata dai pedoni bianchi. Il nero vuole attaccare nell'ala di re, come indica questa freccia, e un piano sarà mettere il cavallo in H7 e spingere il pedone F in F5 per aprire la colonna e creare gradualmente un attacco devastante. Notare come anche l'alfiere del nero dall'ala di donna stia guardando minacciosamente verso l'ala di re, ma ovviamente siamo a livelli altissimi. Il bianco non si era neanche immaginato di giocare di 4, ha giocato a 4. A questo punto siamo alla mossa 11, il bianco ha giocato 11 a 4 e questa era una novità per Caruana. In sala analisi Caruana diceva di non aver analizzato a 4. Una cosa molto strana per lui, no? Visto che di solito sa la teoria fino alla mossa 30 o 40. E è una situazione particolare dove Caruana inizia a giocare con la sua testa già dalle prime mosse. Diciamo che poi quando si dice che loro non hanno analizzato è un termine forse un po' improprio, perché questi grandissimi giocatori, loro che hanno le risorse, loro cercano di non guardare la scacchiera bidimensionale e hanno tutta un'equipe una squadra di secondi, di allenatori che hanno mezzi sofisticatissimi, no? Non un computer, cioè perché anche se uno va al Media World a comprarsi il miglior computer che c'è, spende migliaia di euro, non ha neanche, non ha neanche un decimo del software che hanno questi giocatori, quindi hanno dei super computer molto più forti dei nostri, in cui i loro secondi degli altri giocatori fortissimi, ad esempio per Caruana lavora l'ex campione del mondo Kazinzanov, e stanno tutto il tempo a preparargli varianti e loro le guardano spesso direttamente nella scacchiera bidimensionale, in modo da immergersi direttamente nella atmosfera da torneo. E probabilmente in questo caso il secondo di Caruana non aveva approfondito questa mossa e Caruana ha già dovuto pensare, e anche in previsione del fatto che l'alfiere potrebbe essere in ristrettezza di spazio. Ora, per esempio, se Nero gioca una mossa qualsiasi, potrebbero esserci dei problemi con l'alfiere. Per esempio, il Nero dovrebbe stare attento che in una posizione simile, se gioca così, l'alfiere potrebbe non avere mobilità e potrebbe cadere. Quindi gioca A5 per impedire ulteriori espansioni del bianco. Ops. A5. E a questo punto, dopo A5, il bianco gioca alfiere A2. L'alfiere dà spazio al cavallo che vuole attivarsi in C4, ma cosa sta succedendo? C'è un pedone in D4 in presa. C'è un pedone in D4 in presa e Caruana, che anche lui oggi crede nel materiale, cattura il pedone. Diciamo che se non... no, ovviamente la partita di ieri di Caruana era stata stupenda, però cioè, per fare un sacrificio così in apertura, come poi anche lui ha detto, era tutto analizzato, tutto si era preparato alla perfezione, perché era una cosa molto molto rischiosa, era giocata in pochi secondi, quindi erano già conoscenze. E in questo caso, quando Caruana sta giocando da solo, anche lui, quando Caruana sta pensando, perché non è, sta cercando le mosse migliori, prende il pedone e di fatto penso che sia una scelta molto buona dal punto di vista pratico. E a questo punto il bianco gioca cavallo C4, continua con il suo sacrificio, non si poteva ricatturare il pedone perché comunque il nero prende per ultimo, il nero ha l'ultima parola per quanto riguarda il pedone in D4. Dopo cavallo C4, ora se il nero giocasse alfiere A7, il bianco gioca C per D4 con una posizione un po' migliore perché ha un po' più di centro. Forse il nero potrebbe provare a giocare per la parità con alcune mosse come torre 8, D5, ma ormai Caruana voleva il suo pedone in più, d per c3, ma il bianco gioca cavallo per b6. A questo punto, dopo cavallo per b6, Caruana è di fronte a una scelta. Qua gli avevano chiesto, qua un po' tradisce il credo del materiale. Qua, no, a parte gli scherzi, gli avevano chiesto anche nella conferenza stampa se lui avesse considerato la mossa C per B2, che è una mossa, questa è una mossa intermedia che attacca la torre bianca. Se il bianco prende la torre, B per A1, ops, promozione, e è magicamente comparsa un'altra donna sulla scacchiera. No, ma su C per B2 intermedia il bianco avrebbe preso in A2, il nero avrebbe preso in B6. Ora questi due alfieri bianchi sono molto forti, spaventano. E qua dei computer poco potenti
danno un 0-0-0, che è la valutazione che dice Stockfish quando non sa cosa fare, ma nella pratica, soprattutto da nero, è molto molto difficile giocare una posizione così contro un avversario preparato. C'è anche da dire, a questi livelli, ma anche a livelli più bassi, che anche se magari il nero è molto più forte del bianco, ha più di 100 punti di differenza, essere in una situazione così dove mi mettono la preparazione è una situazione molto spiacevole, perché l'avversario sta ancora giocando le mosse del computer, sta giocando le mosse di Stockfish. Quindi uno, oltre al fattore obiettivo, che questa posizione può non piacere, c'è anche il fattore che uno vuole cercare di deviare dalla linea principale, perché di solito quando uno si prepara guarda sempre le prime mosse del motore, e se uno prova a immaginarsi di provare a cercare non la prima mossa che direbbe il motore, che spesso è prendere un pedone, ma la seconda o la terza mossa del programma, probabilmente colui che ha analizzato col bianco non l'ha presa in considerazione, come così è avvenuto per Alexenko. Qua un'altra mossa che si poteva considerare era C per B6, ma dopo C per B6 Caruana diceva che in caso di B per C3 è vero che il bianco ha un'isola di pedoni non compatta, perché hai due pedoni isolati, ma il nero non avrebbe futuro con il cavallo in C6, che non potrebbe ambire alla casella in B4. Quindi Caruana giocò una mossa bellissima che è C2, che contrattacca la donna bianca. Il bianco non può catturare la torre perché sennò perde la donna. E dopo donna per C2, C per B6, arriviamo in questa posizione che dobbiamo valutare. Allora, il nero ha un pedone in più. Ok, se non ho sbagliato a contare, no, il nero ha un pedone in più. Non avevo paura di... no, l'avevo già visto che il nero ha un pedone in più, ma non volevo dire una sciocchezza. Il nero ha un pedone in più, ma tutto questo è un sacrificio di pedone per il bianco. Perché? Perché il bianco continua a giocare una mossa di sviluppo controllando questa casella. Il bianco magari vuole mettere l'alfiere in C3, la torre in D1, allora il bianco ha la coppia degli alfieri in posizione aperta. Il nero ha un pedone in più che in realtà è un mezzo pedone, questi sono pedoni doppiati che non possono creare questa maggioranza, questo 3 contro 1, questo il pedone del nero non può facilmente creare un pedone passato nella di donna, e in più il pedone in D6 è un pedone isolato, debole su colonna aperta, quindi non soltanto nel breve termine, anche nel lungo termine c'è del compenso. E Caruana deve giocare con precisione, così fece. Caruana qua giocò alfiere E6, che è una mossa stupenda perché termina lo sviluppo e vuole cambiare uno dei pezzi più forti del bianco. In più, dopo alfiere per E6, F per E6, la situazione nera forse un po' migliora perché questo pedone in D6 non è più isolato, ha l'amico in E6 che a volte lo può proteggere. Qua il bianco ha giocato donna B3, creando pressione su E6. E in caso di torre 8, probabilmente Caruana aveva paura di qualcosa come torre di 1, con l'idea alfiere F4, con gioco molto forte. E Caruana ha giocato una mossa che è davvero eccellente. Caruana ha giocato donna E8, difendendo il pedone in E6 con la donna, e preparando la manovra cavallo D7 e cavallo C5. A questo punto questa mossa è davvero forte, davvero potentissima, una mossa appunto da mostro. Gli hanno chiesto ma come ha fatto a trovare questa mossa? Lui ha risposto che la mossa più naturale sarebbe stata donna D7 secondo lui, ma donna D7 non permette al cavallo di andare in C5 e quindi non è la prima mossa che ha preso. Dopo donna per B6 il cavallo non può manovrare. Quindi dopo donna E8 Caruana vuole dare un senso a questo cavallo, vuole portarlo in C5. I cavalli, a differenza degli alfieri, che sono pezzi di lunga gittata, hanno bisogno di caselle stabili e la casella in C5 è molto molto stabile. A questo punto Caruana aveva paura di una mossa come alfiere F4 o torre A1, in cui comunque il nero avrebbe avuto buon gioco. Caruana pensava di C. È probabile che il nero avesse una mossa pazza che è cavallo per E4 anche, che ecco, questa è una mossa molto difficile da vedere, che viene suggerita dai motori.
perché su torre per e4 sembra esserci d5, no? E il bianco ha dei problemi a mantenere difesa sia la torre sia l'alfiere, non si capisce bene come la torre possa mantenere la difesa dell'alfiere. Questa è una mossa difficile da vedere, almeno Caruana aveva un po' paura di alfiere f4, piuttosto che donna per b6, che è la mossa che è stata giocata, e poi dopo donna per b6, il nero rimanovra il proprio cavallo con cavallo d7. Il cavallo vuole andare in c5. E qui diciamo che all'inizio il giocatore da bianco, Alexenko, pensava di catturare il pedone in b7. Ma cosa succede su donna per b7? Questa era la mossa che Alexenko pensava all'inizio, già da quando ha fatto tutto questo, donna b3. Ma all'inizio non aveva valutato bene che dopo donna per b7, sebbene la posizione possa essere più o meno pari, è molto difficile da giocare per il bianco. Perché? Perché su cavallo c5, donna c7, qua potrebbe esserci una mossa silenziosa molto potente, perché se si continua ad attaccare la donna scappa. Ma quando un pezzo non ha molte case, ovvero quando un pezzo ha poca mobilità, spesso è molto utile giocare una mossa silenziosa che tappa l'ultima casella di fuga della donna, e ora il nero sta minacciando appunto di inseguire la donna. Per esempio, se il bianco gioca una mossa qualunque come re H1, il nero potrebbe giocare torre F7, attaccare la donna bianca che non avrebbe caselle. In caso di donna donna B6 potrebbe esserci minimo il perpetuo. Il nero sta molto bene perché ha minimo la patta e probabilmente può anche giocare. Qua tra l'altro un'altra mossa molto interessante che è data dai motori è torre per F3. Diciamo che in questa posizione è vero che il nero sacrifica la qualità molto materiale, ma la posizione del re bianco qua è davvero precaria e l'arrocco viene letteralmente distrutto, l'arrocco del bianco. Poi i pezzi neri potrebbero arrivare, anche i cavalli possono saltare in caselle magnifiche. Ovviamente anche dei giocatori così forti erano un po' esitanti di fronte a una possibilità di questo tipo, perché appunto investimenti di materiali così grandi sono molto rischiosi, ma sarebbero sorte delle complicazioni molto molto che potevano sfuggire di mano dal bianco. Quindi spesso quando il nero ha minimo la patta, è una continuazione così rischiosa che può approfondire in futuro, si preferisce evitare cose del genere. Quindi qua il bianco ha giocato donna e3, nero ha giocato e5. Ecco, a questo punto entrambi i giocatori ebbero la sensazione che ci fosse un trend, una tendenza favorevole per il nero. Perché è una tendenza favorevole? Perché allora la posizione adesso è abbastanza chiusa, abbastanza bloccata, non ci sono rotture di pedoni. L'alfiere del bianco in D2 non sta facendo molto ed è limitato dai pedoni neri che gli tagliano molte diagonali. In più il nero ha delle magnifiche caselle per i cavalli, potenzialmente anche di 4, una casella forte, e vuole attivare il cavallo in C5 e la donna in E6. Il bianco ha provato a migliorare la donna E6, e qua vediamo il gioco manovrato di Caruana che è magnifico. Il bianco ha giocato donna G3, re H7 per evitare entrate nelle caselle G6 e F5. Il bianco ha giocato torre D1 e qua Caruana gioca una mossa bellissima che è G5. Allora, perché il nero muove i pedoni davanti al suo re? Il nero muove i pedoni davanti al suo re per scacciare i pezzi nemici, perché comunque i pezzi estremamente attivi alla torre lungo la colonna F, i pezzi del bianco non possono arrivare facilmente in attacco. In caso che il cavallo si piazzi in F5, c'è una bellissima mossa che è cavallo per E4, che è l'eliminazione del difensore del cavallo, e dopo torre per E4, donna per F5, il nero recupera il pezzo guadagnando un pedone. A questo punto bianco ha giocato cavallo F3, torre F7, che qua Caruana aveva percepito di stare meglio. Caruana vuole raddoppiare le torri, i suoi cavalli sono fortissimi, questi pedoni in A4, in B2 e in E4 possono essere un po' deboli. Bianco ha giocato alfiere C1. E adesso vediamo il lato umano di un campione così forte come Caruana. Spesso capita a me, anche a me, ma anche a moltissimi giocatori sia di livello più basso sia di livello più alto, di vedere la mossa obiettivamente migliore e di avere paura. Qua Caruana aveva capito che la mossa migliore per giocare per vincere era catturare il pedoncino. Il materiale appunto è una filosofia che è molto importante a tutti i livelli. Quindi qua cavallo per A4 sarebbe stato il modo migliore di ottenere del vantaggio, perché poi il cavallo è pronto a tornare in C5. In caso di alfiere E3
per cercare di rovinare la struttura nera. Se il cavallo va in C5 si può prendere il secondo pedone e il cavallo va in C4. La posizione bianca è davvero pessima e Caruana aveva paura di qualcosa come cavallo H2 G4, ma dopo cavallo C5 il nero ha il controllo totale qua, come anche se non lo dice apertamente, appare un po' dalle parole di Caruana che lui è cosciente di aver intrapreso una decisione irrazionale, cioè pur avendo capito che questo modo di giocare gli avrebbe dato un vantaggio molto grande, sceglie un modo di giocare più sicuro, porta l'ultimo pezzo in gioco anziché prendere il pedoncino. Il nero gioca torre F8. Ecco, e qua il bianco gioca che è una mossa un po' più sicura, porta l'ultima torre in gioco anziché decentralizzare il cavallo per il pedone. Ma il bianco gioca donna G4 cambiando le donne, la donna che supporta il pedone in D6. Dopo donna per H per, il nero deve perdere un tempo a difendere D6. Qua è vero che il nero gioca senza rischi, cioè il nero non può perdere, gioca per due risultati. Il pedone in A4 non si può difendere, ma aver ritardato la cattura del pedone in A4 permette al bianco di riorganizzarsi. Dopo il bianco ha giocato alfiere 3, il nero ha catturato il pedone. Dopo torre di 5 con una mossa stupenda, si ha maggior controllo della casella in C5 e magari la torre vuole attivarsi ancora di più in B5. Il nero cattura il secondo pedone, ma poi il cavallo non ha tantissime case e il nero non ha molto margine di manovra. Il nero ha migliorato un po' la torre con torre F6, dopo torre C2 cavallo A4. Ora il cavallo viene inseguito, qua in stile sovietico, come insegna la scuola russa. Caruana ha ripetuto 2 volte. Questa strategia si usa sia per guadagnare tempo sull'orologio, magari raggiungere prima le 40 mosse, dove poi in genere assegnano più tempo o semplicemente l'incremento, oppure anche per ottenere un vantaggio psicologico, cioè si fa capire all'avversario che si era patta in mano se si vuole e poi dopo si cambia, anziché ripetere la terza volta. Qua Caruana ha cambiato e Caruana ha 2 pedoni in più, il bianco ne recupera uno, ma allo stesso tempo anche E5 sarà debole e quindi probabilmente anche E5 cadrà, ma i pedoni del nero sono dei pedoni, sulla donna sono dei pedoni passati lontani. Il nero gioca torre 7 e Alexeyenko gioca molto bene cavallo per E5. Qua in questo finale di torri Caruana dovrebbe aver perso il suo vantaggio, perché è vero che il nero ha 2 pedoni passati, ma anche il bianco ha una maggioranza 4 contro 2 sull'ala di re che può mettere in moto, il materiale è pari. Ecco qua Caruana ha giocato ora lui adesso in sacrificio e ha seguito una delle massime di uno dei più grandi teorici del Novecento degli scacchi, di Spibert, non so come si pronuncia, di Tarrasch, insomma, Spibert Tarrasch mi sembra, che ha teorizzato il fatto che è anche vero che le torri sono molto forti a supportare i pedoni passati nemici o ad attaccare i pedoni passati nemici avversari se si piazzano dietro tali pedoni. Torre A6, in modo che se la torre fosse davanti al pedone intralcerebbe la sua marcia, se la torre fosse di fianco il pedone potrebbe attaccarlo soltanto, potrebbe difenderlo soltanto, perderebbe la difesa se il pedone avanza, se lo difendesse in orizzontale. Ma qui il nero è pronto a spingere il pedone. Ora, se il bianco diciamo tornasse in difesa in questo modo, qua anche così per bloccare il pedone prima, qua probabilmente i 2 pedoni vincono, sono una forza incontrollabile. Il bianco può provare a portare il re, ma il re non arriva. Quindi dopo il bianco recupera il pedone in B7, nero gioca a 4, ecco qua entrambi i giocatori già sapevano che il finale sarebbe finito patte, fanno gli ultimi tentativi, ma probabilmente il finale è patto già. Qua c'erano vari modi, anche G3 per spingere, per controgiocare. Il bianco ha giocato F3, il nero avanza il proprio pedone, torre B1 a 2, torre A1. Ecco qua vediamo un finale dove il bianco ha il pedone in più, ma in realtà il bianco è colui che rischia di più. Perché? Perché il nero ha un pedone passato lontano, la torre del bianco è passiva, e la torre nera è attiva e se nero riuscisse ad attivare il suo re, ad attivare la torre, addirittura a portare il re nella lidonna, il nero potrebbe vincere. Il bianco deve cercare un controgioco attivo. Il nero attiva il re, lo fa anche il bianco, il nero aspetta, re di 3, re F4,
Il bianco attiva il proprio re, il nero gioca re G3 e ecco, per esempio, il bianco è ancora in tempo a perdere. Diciamo che ora il bianco è ingordo e vuole andare a catturare il pedone in A2. Il bianco gioca re B3. Scacco re per A2. Qua il bianco, dopo re per G2 avrebbe un pedone in più, ma il re nero è troppo attivo, il re bianco è tagliato fuori e qua il nero dovrebbe vincere il finale, o almeno può giocare per vincere il finale perché rischia di catturare tutti i pedoni del bianco. Ma il bianco gioca molto bene e cerca del controgioco, usa il suo pedone passato per creare minacce. Nero cattura tutti i pedoni, re di 5, re per G4 e 7. Allora, l'idea del bianco è che il bianco usa il suo pedone con l'appoggio del re per creare minacce di promozione, obbligherà il nero a sacrificare la sua torre, dopodiché il bianco con la torre in più, se non è svelto, potrebbe perdere perché tutta questa falange di pedoni può andare a donna, ma il bianco avrà del tempo sufficiente per pattare. Questo era già stato calcolato in anticipo, ma questi giocatori sono dei mostri, il loro calcolo in profondità è molto molto buono, soprattutto in questo finale, perché è qua dove si decidono i punti, i mezzi punti. Il nero gioca re F3, torre per A2, una mossa stupenda perché una deviazione su torre per A2 si promuove, torre 8, re E6, G4, re F7, ecco la gara di corsa, torre per E7, re per E7, G3, su H5 il bianco dovrebbe comunque fare patta, perché, anzi forse il bianco potrebbe anche vincere perché arriva con il suo re, ecco, e qua il bianco è fuori dai pericoli, perché se vuole potrebbe sacrificare la propria torre, ma il bianco probabilmente... Questo finale è già vinto per il bianco, perché il nero può promuovere a donna, ma il nero può promuovere a donna, ma il bianco da matto, e anche promuovere a cavallo non salverebbe, perché in questo film col cavallo così nell'angolo, re torre contro re cavallo sarebbe vinta per il bianco. Il nero gioca G3, il bianco dovrà sacrificare la torre per questo pedone, ma nel frattempo il re cattura l'altro pedone, quindi entrambi i giocatori hanno fatto patta. La partita avrebbe potuto concludersi in questo modo. Quindi una partita combattutissima. Abbiamo visto la bellissima preparazione di Alexenko, che sacrifica il pedone in D4, gioca questo sacrificio di pedone. Abbiamo visto la mossa C2 di Caruana che gioca secondo il concetto di avere buone case per il cavallo, la casella in B4. Abbiamo visto come Caruana ha ridato il pedone in B6 per attivare il suo cavallo, e abbiamo visto quando poi Caruana surclassa posizionalmente il suo avversario, come anche lui ha un lato umano e pur vedendo la mossa migliore opta per giocare in sicurezza, e questo piccolo errore è fatale anche per un giocatore così forte come lui, anche per uno dei primi al mondo. Il bianco inizia a giocare bene, a mostrare una tecnica altissima e riesce a salvarsi e a fermare Caruana. A questo punto per l'italo-americano sarà più arduo vincere il torneo, non è il primo in classifica, ma questo renderà i prossimi turni ancora più avvincenti. Sono curioso di vedere, e siamo tutti curiosi di vedere come continuerà il torneo, e sono molto curioso di sapere che partite gradirete che siano commentate nei prossimi turni. È stato un piacere e a presto, grazie mille. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!